Voleva di scherzare, per me oggi è un colpo di fortuna averlo trovato, erano anni che lo cercavo. Su, avanti, quanto vuole per questo quadro? Ma che ne sai, c'ho beccato un decennio di spazio. Furbacchione, è da un pomeriggio che sono qui ed ho capito che lei sa fare l'attore. Avanti, per una volta torni serio e mi dica quanto vuole per questo quadro. Vabbè, diciamo che anche un al decennio, perché a lei c'è il suo pezzo di attore, no? C'è il suo brusco. Ma non mi faccia ridere, sul serio, mi dica quanto vuole per questo prezioso quadro. 50 euro. Ma no, di più, di più. 100 euro. Alzi. 1000. Di più, ancora sono troppo pochi. 5.000 euro. No, no, di più, di più. Allora non vuole che mi faccia 100.000. Basta, siete le persone più villane e analfabete che io abbia mai incontrato. Non sapete dare un valore a questo preziosissimo quadro. Adesso ci penso io. Sì, ci pensasse lei, perché noi proprio siamo dei villani. Noi proprio siamo, come posso dire, noi siamo degli stronzi che camminano. Valuto questo quadro. Quanto? 300.000 euro. Va bene? Ti sei dove là? Chi mi senti domande? Scusi, io la banca come faccio? Ormai per lei non è più un problema. E già via! Va bene! Accompagna voi! Signori, una buona serata! Buonasera, buonasera! Ricchissimo! Zitto, ma tu devi dire... E tenga il pezzo! Ait! Deco front! Vuole cercare? Se ne va che io! Io mai hai stato detto! Vorrei cuidare quando io vi c'è l'esempio che ricchi navigano da loro e i poveri che stanno comando arte navigano un marino, eh? Carita c'è nudo che sta per andare alle donne mie? No. E allora fate una cosa, mettetemi tra i gente se volete morire a neanche. Oh vai, ma dai, troppi piccoli! Con chi sono visto che si è potuto uscire dentro? Un po' di volte pensate che io sono mio pazzo e io ne uscivo fuori, ma non è così. Io intanto non è per Natale, se poi vado morito, non dicete che è colpa mia, va bene?